Il Covid ha avuto certamente un impatto sulle prospettive di natalità. I primi 7 mesi del 2021 ci dicono che abbiamo perso circa 200 nati, il che ci fa programmare una perdita molto più significativa sui 12 mesi. Il crollo è stato certificato dal Centro Trevigiano della Famiglia. Un anno di pandemia ha portato a un decremento della natalità del 4,5%. Lockdown e incertezze, insomma, hanno pesato e non poco su un trend già in continua diminuzione da anni. Anche per questo al Sant'Artemio, davanti a 70 amministratori della Marca, chi fisicamente, chi da remoto, si è rilanciato lo strumento nato e sviluppato a Treviso del fattore famiglia. Il fattore famiglia promette di essere uno strumento più appropriato per misurare i carichi familiari, la presenza di minori, di disabili e di anziani, e quindi perché i comuni possano conferire le risorse in modo più appropriato. Regione Veneto l'ha inserito nella legge regionale del 2020 su famiglia e natalità e a breve sembra arriveranno risorse per poterlo sperimentare in misura più vasta. In attesa che il meccanismo venga esteso a tutto il Veneto, comuni di Treviso, Silea e Ponte di Piave lo stanno già applicando con successo. L'amministrazione ha messo 15.000 euro a bilancio collegato a questo e si vede appunto che questo tipo di intervento sta effettivamente dando dei risultati molto importanti. Altri comuni, come per esempio il comune di Silea, lo sta applicando dei bonus rispetto a quello che sta dando alla collettività, e così anche il comune di Treviso. Strumento utile ed allargare, ma sul fronte della famiglia servono politiche più incisive a livello nazionale. La forbice della disparità si allarga, vanno indagati quali sono le modalità per una redistribuzione legata ovviamente ai rinnovi dei contratti, legata a un nuovo modello fiscale